Buon pomeriggio signori, io sono Lord Perso e siamo tornati qui insieme su Rome 2 Total War. Sono tornato alle vacanze, ho avuto modo di pensare un po' alla strategia di Roma per quanto riguarda un po' l'impasse che abbiamo a Narona. Come vedete abbiamo 1, 2 e 3 eserciti che sono pronti a farci la pelle. Narona è fondamentalmente ben difesa perché contiene le strutture ma non presenta gli uomini di guarnigione, proprio perché l'abbiamo appena catturata. Qual era il dubbio? Il dubbio era attendiamo l'attacco di questi eserciti, se ci vorranno attaccare, li attacchiamo a nostra volta o scappiamo. Ragazzi, per me è un capitolo un po' complicato. Un po' tanto complicato. Quello che mi verrebbe da attaccare, quello che mi verrebbe da dire sarebbe quello di rimanere in difesa, sperando che loro non ci attacchino. Ma non credo che loro non ci attacchino. Hanno ben due eserciti. Potremmo andare a fare un attacco qua per prenderci Singidum. Qui a questi due eserciti qua. Però vorrebbe dire lasciare poi il fronte scoperto a quest'altro esercito che arriverebbe qua, riprenderebbe. Cioè, non ha molto senso. Potrei attaccare questo, ma perderei Narona e non mi conviene. Inoltre, non mi ricordavo che qua avevo un esercito nemico in prossimità e questa cosa non mi piace per niente. Purtroppo non ho neanche abbastanza denaro per sistemare la faccenda. Allora, qui lasciamo un attimo perché ho bisogno di denaro. Quindi andiamo a creare un esercito. Questi sono tutti politici. Andiamo a vedere un attimo a livello politico perché io voglio difendermi, ragazzi, perché qua non siamo messi bene. Allora, Gens Iunia sicuramente sono quelli che potrebbero intervenire, quindi chiamiamo quelli della Gens Iunia. Cornelia no, Iunia, infatti me ne dà 3. Lui? Ah, brutto in generale, ha delle brutte caratteristiche. Allora, prendiamo lui. Vediamo se ripristina una tradizione, sì. Vediamo questo cavallino bello. Lo mettiamo qua dentro la città. E gli diamo... perché la città qua è messa male. Cosa c'ha di difesa? Quasi niente. Allora, portiamolo qua fuori, dai. Dalla città. E cerchiamo di difendere un po' la città. Allora, voglio però dei... Cavoli, costano tantissimo. Questi ne posso prendere solo uno. E mi costano tanto, non mi cambia niente. Quindi teniamo lui e prendiamo dei legionari così. Ok, li teniamo un attimo giusto per usare da deterrente. Poi qua, ragazzi, la situazione, come vi dicevo, è tragica. A questo punto o proviamo un assalto. Cioè qua non conviene. Questo me lo ripreso. Se io mi sposto questo viene subito ripreso. O vado ad attaccare questo esercito qua. O me ne torno indietro. Ah, guardate qua quanto ci impiega. Tantissimo. E tra l'altro rimarrei ancora nel raggio di influenza della città. A meno che, ragazzi, veramente non proviamo uno sbarco. Cioè uno sbarco, l'assedio. Non ha neanche le mura questo. Dai, ragazzi, proviamoci, proviamoci. Mi dà assolutamente... come mai 3 eserciti? Ah, barche, ok. Va bene, proviamo a giocarcela, dai. Ok, iniziamo lo schieramento. Ok, questo è il mio esercito. Vediamo un po' dove attaccare questo villaggio. Qual è la cosa migliore? Allora, quello che dobbiamo prendere è la zona del mercato.
Qui c'è un blocco, qui c'è un altro. No, dai, va bene, prendiamo... Stiamo in questa zona qua. Anche perché se andassimo di qui sarebbe stretto stretto. No, dai, va bene qua dove è stato messo l'esercito. Però facciamo sempre la nostra selezione. Sì, dai, teniamo separate le cavallerie. Facciamo gruppo di selezione 1, gruppo di selezione 2. E qui invece le categorie facciamo formazione di gruppo chiusa. L'unica cosa che volevo vedere era questi, va bene, ok. Questi qui sono in posizione arretrata, immagino. Ok, quindi avanti ho i lancieri, perfetto. Questa la spostiamo qui. Queste le spostiamo qui. E questa la spostiamo qui. Va bene, iniziamo la battaglia. Eccoli. Andiamo subito in avanzamento. Non dobbiamo perdere tempo. Poi questi saranno i miei uomini. Attenzione, sono già usciti con le cavallerie. Ok, andiamo indietro con i Velites. Andiamo subito contro le cavallerie a intercettarle. Ok, si prendono un po' di fuoco, ma va bene. Questi li portiamo qua avanti. Anzi, facciamo sparare così. Perfetto. Una cavalleria andata, perfetto. Ok, bombardiamoli, bombardiamoli finché abbiamo... Ok, tiro. Cavalleria, dove cacchio stai andando? Voi mettetevi in formazione chiusa. Falangi davanti, perfetto. Bene. Voi due qua dietro, perché se no rischiate. Perfetto, la cavalleria qua dietro. Attenzione che arrivano. Ok, cerchiamo di tamponare un po' gli attacchi. Bene, il loro morale è molto basso, vedete che si sbriciolano subito a contatto con le nostre forze. Dai di Cuneo e via. Bene, questi sono andati in fuga. O quasi. Anche la loro cavalleria, bene. Bene. Spostatevi verso di là. Bene. Questi si sono ripresi. Andate qua. Questa cavalleria di qui deve andare a prendermi gli arcieri. Ragazzi, forza. Cuneo però, Ok, boom. Perfetto. Un'altra cavalleria. Anche lei dovrebbe andare a Cuneo. Forza, forza, forza. Spingete. Dai, dai, che ci facciamo tutti questi maledetti. Perfetto, dai, dai.
Porca miseria, mandatemi a prendermi però. Vi do un comando. Fatelo. Attenzione. No, 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 no. Devo riuscire a catturare. Ok, portiamo via il generale da qua. Loro sono andati, perfetto. Facciamo il giro. Ah, una cavalleria mandata via. Ragazzi, cosa state qua a fare voi? A vedere le scimmie? Forza. Ragazzi, usciamoli. Davvero la cavalleria, però va bene. Ok, perfetto. Torniamo indietro. E questi invece li aggiriamo così. Dai che li sciogliamo, dai che li sciogliamo. Dai che li sciogliamo. Forza però, andate a cacciarli questi. Dai, 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 tirateli giù. Dai, facciamo un bel sacco. Ancora resistono questi, incredibile, eh? Dai, 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 facciamo un bel sacco tutti assieme. Ok. Generale però. Bene, ha fatto il suo lavoro. Continuiamo. Bene, questi. Oh, finalmente ce l'hanno fatta. Andiamo qua. C'è la Cuneo, sì. Dai ragazzi, intercettiamoli e seguiamoli. Bene, li stiamo schiacciando, benissimo. Andiamo a prendere quelli là che sono in fuga. A prendere questi, attenzione, fanno il giro. Dai, pushiamoli. Allora, forza. Bene. Bene, ok, giriamo. Andiamo a attaccare dal dietro. Dai che li stiamo sbriciolando. Dai che li stiamo sbriciolando. Ok, sono entrate le due cavallerie. Ah, vuole lo scontro uno contro uno, va bene. Boom! Signori, signori.
Eccoli qua, sciolti. Terminiamo la battaglia. La terminiamo subito perché non abbiamo bisogno di fare tante kill. Cioè non abbiamo bisogno di fare kill perché terminando la battaglia loro dovrebbero morire tutti. Quindi andiamo. Vinci 25 assedi in attacco durante una campagna. Benissimo ragazzi. Beh ragazzi è stato buono. Abbiamo perso solo 469 truppe. Bene. Roma vittoriosa. Ancora. Allora ragazzi, visto che abbiamo così tante unità che ci sono rimaste, io a questo punto... Io ho fatto una bella carneficina. Io a questo punto potrei o liberare l'insegnamento, anche se che già arma ha solo 4000, non mi serve. Ah, potrei razziarlo. Se lo razziassi non sarebbe male. Se lo razziassi non sarebbe male. Sì, lo razziamo. Lo razziamo, anche se poi si ribellerà, ma a me non interessa che si ribellino, onestamente. Ah, guardate. Wow. Allora, abbiamo forti nella difesa. Ok, più morale nel nostro. E poi ci facciamo... facciamo meno 5 alle perdite dovute all'assedio. Qua io non posso alzare niente, no? Più 10, perfetto, derivante dai saccheggi. Ok, adesso ragazzi abbiamo molto più denaro e lo possiamo utilizzare, andiamo a spendere subito per proteggere Arminium. Purtroppo devo attuare un po' questa tattica qua. Assumo i mercenari. Ok, ne posso assumere fino a tutti questi qua. Ok, abbiamo una buona difesa in realtà adesso, perché questi sono 9. Così sono 9, togliamo questi, sono 7, più quelli di difesa. Sì, dovrebbe essere sufficienti. Entro all'interno delle mura in modo tale che difendo la mia posizione e riparo con quel poco che mi rimane le nostre strutture. Qua io potrei tornare indietro. No, non posso. Posso andare ancora però ad aumentare che cosa? Ah, il nostro generale, perfetto. E aumentiamo la difesa delle unità. Ok, perfetto, sì. Poi vediamo cosa posso fare. Più danno da frecce. O più dalla cavalleria. Facciamo di cavalleria. E aumentiamo un sacco la cavalleria. Anche se non ho unità da tiro, però la cavalleria mi prende un più 9% di bonus della carica. Io uso molto la carica per la cavalleria. Questi li facciamo uscire. No, non riesco a uscire. Sì, riesco a uscire, perfetto. Li facciamo uscire e cerchiamo di reintegrare le truppe. Allora, quelli che ne hanno di meno dei lancieri sono sicuramente questo e questo qui. Mi sembra che sono quelli che ne hanno di meno. Quindi questi li mettiamo assieme. Vediamo se io riesco a reclutare qualcosa. Sì, riesco a reclutare questi. Potrei anche farlo. Allora, questi per forza li devo andare a inserire all'interno di un'altra. Sono 2 e 2, ok. Quindi questi due qua ne faranno una, perfetto. E anche queste qua ne faranno una. Anche la cavalleria. Perché usare una cavalleria spompa significa che appena la prima carica cedono. Quindi non va bene. Dopodiché io posso andare a prendermi un'unità di questi qui. E lo facciamo. Siamo a corto di cibo. Non voglio tassare la provincia. No, sì, facciamo... Ah, ok, voglio o 500 più cibo. No, togliamo le tasse, non mi interessa di prendere 500 e vediamo così come va a finire.
diciamo, forse siamo riusciti a proteggere anche l'Italia con questo modo qua. Vediamo, intanto gli aiutanti aumentano, meraviglia del mondo, insediamento, truppe, truppe. Perfetto, andiamo avanti, let's go. Vediamo cosa succede, ragazzi, crociate le dita. Narona, mi sa che la salutiamo. Però intanto stiamo iniziando a portare un po' di devastazione in quella zona, che non fa mai male. Ok, intanto l'insediamento brucia. Perfetto. Ok, Nerona è andata. In modalità aggressione, ma va bene così. Ok, quindi fondamentalmente abbiamo perso 63 uomini, ragazzi. Ma ci sta. Ci sta. Vediamo loro come si muovono adesso. Ok, scendono. Ah, scendono e mi attaccano con le navi. Allora. Ah, non posso decidere di andarmene. Quindi la devo giocare per forza. Navi più un esercito. Beh, non sono messi proprio benissimo loro. Va bene, ce la giochiamo. Vediamo se riusciamo a respingere questo primo assalto e vedremo poi cosa fare successivamente. Allora ragazzi, questa è la partita. Iniziamo subito male perché il nostro esercito sarà lontano. Quindi il nostro obiettivo è quello di resistere finché non arriva l'esercito nemico. Così, ok. Gli arcieri dietro. E la cavalleria rimane qua. E ragazzi, c'è solo da attendere il nostro esercito. Arriverà in contemporanea con il loro, probabilmente. Con l'altro esercito loro. Però quello dobbiamo fare. Anzi, mandiamo avanti veloce. Eccoli che sono arrivati. Non so da che parte. Mamma mia, sono lontanissimi, ragazzi. No, sono lontanissimi. No, sono lontanissimi. Non arriveranno mai, ragazzi. E loro sono già qua. No, ragazzi. Allora, qua c'è da girarsi. Guardate loro come vanno veloci. Perché stanno usando le cavallerie. Noi, ragazzi, siamo lontanissimi. Lontanissimi. Non arriveremo mai, ragazzi. Proviamo a prendere le nostre cavallerie per essere più veloci, ma sarà una carneficina. Questi non hanno neanche delle modalità particolari, quindi mettiamoci qua. Ma troppo lontani, ragazzi. Cioè, il gioco non può farmeli spawnare così lontano. Cioè, non si può. Intanto qua c'è il primo scontro. E i miei credo che resisteranno veramente niente. A questo punto non so se mi conviene fargli prendere il centro e dichiarare sconfitta in modo tale che questo esercito qui mi si salvi. Perché veramente, ragazzi, non si può... Non si può giocare così. È un bel problema. Intanto qua resistiamo quel minimo. È proprio quel minimo proprio. Però ragazzi. Ok, le cavallerie sono arrivate, quindi possiamo dare un po' di problematiche a loro, ma... Tipo andare qua. Andare qui addosso, ma...
non possiamo poi fare molto. Gli arcieri loro ce li hanno qua e qui in mezzo, quindi non ha senso. Qui sono altri arcieri, va bene. Intanto vediamo come ci stanno massacrando. E anche il nostro generale è preso a schiaffi, quindi ce ne andiamo. Allora, potremmo andare subito a intercettare questi, perché sono veramente pochi. Dovremmo riuscire a travolgerli. Ah! Con la cavalleria. Tanto facciamo il giro, questi li mandiamo via. Ok. Proviamo a travolgerli, ma... piovono frecce. Piovono frecce, però questi sono tutti lancieri, quindi... ragazzi, però... stanno subendo il tiro, No. No, 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 no. Torniamo indietro. Ok. Abbiamo gli arcieri pronti, va bene, facciamo una linea di arcieri. Ma loro conquisteranno a breve il centro. Facciamo andare di qua. Attenzione. 2 di questi qui. Facciamoli scappare. Da qua. Wow, che tiro che hanno, ragazzi. Hanno un tiro molto lungo. No, no, no. Torniamo indietro un attimo. Wow, ragazzi, questa qua potrebbe essere una mega disfatta. Attenzione. Cerchiamo di arretrare un attimo, ok. Ok, andiamo avanti col gruppo. No, aspettiamo un attimo qua. Ok. Questa potrebbe essere una brutta disfatta. Attenzione. No, no, no. Tu cosa cacchio stai facendo? Tu se ne stai qua al centro, fermo. Bene. Ok, devo andare a prendere quegli arcieri là maledetti. Hanno preso il centro cittadino, ma non... Ok, non risulta che... Ok, ok. Intanto qua... Chi sono questi? Sono cavalieri.
Ok, finalmente la cavalleria ha raggiunto il suo obiettivo, perfetto. Dai ragazzi, forza. Qual è il generale? Questo qua. Ok, potenziamoli. Via da qua. Devo farli combattere. Tutti. Qua. Perfetto. Bene, bene, bene. Ah, questa cavalleria. Questa cavalleria non la sopporto. Ragazzi, però. Però anche la loro, eh. Dai ragazzi. Alleluia. Ah, sto cedendo. Devo dire che hanno usato bene la cavalleria. Bene. Oh, finalmente una cavalleria è andata. Oh, finalmente anche la seconda è andata. Gli arcieri stanno per essere messi a nanna. Forse. C'è ancora questa. Ok. Ah, loro hanno anche il generale qua dentro, eh. Cosa sta facendo questa cavalleria qua? Boh. È indecisa. Però ragazzi, non possiamo perdere contro questi qua. Cioè ragazzi, ma veramente. Ok, spingiamo. Ok, perfetto.
Facciamo, attacchiamo questi, poi attacchiamo questi e riprendiamoli dal dietro se riusciamo. Se riusciamo. Ok. Perfetto. Ok, perfetto. Andiamo dietro. Dai, dai, ragazzi. Forza. Battetegli il morale. Ok, via. A proposito, dov'è il generale? Questo. Ok, mettiamolo qua. Vuoi ancora qui? Via. Devo fare un po' il giro. Perfetto. Via, via, via col generale, perché sennò finisce male. Ok. Facciamo il giro. Arriveranno in tempo. Ragazzi, forza, forza. No, è andato via il generale. Porca miseria. Ragazzi, la battaglia è persa. Ci hanno massacrato. Penso per un discorso di generale miglior utilizzo della cavalleria da parte loro. Vediamo se riusciamo a fargli un attacco dal dietro, che è l'ultima cosa che ci rimane. Però
Bene, spariamo i pilum del dietro. Triarii, ready, commander! For glory! Triarii, spears ready! Forward! Orders! Principes! And charge! Ready! Triarii! Romans, ready for duty! Your orders? Principes! Attenzione, attenzione. Triarii! È arrivato lo scossone. Triarii! Commander! For glory! Jupiter gives us strength! Triarii! Spearmen, ready for orders! By your command! Triarii! Principes! Non è detta l'ultima, sicuramente una vittoria se ci sarà un po' di pirro. Però vabbè, meglio una vittoria di pirro che una perdita. Guardate loro quanti se ne stanno andando. Quanti? Tantissimi. Perché non hanno un morale molto forte, quindi hanno un morale abbastanza deboluccio. Spear infantry at your command! Riesco a fare una considerevole pressione su di loro. Triarii! Principes! Vedete? Mi avvicino e tendono a sbriciolarsi. Ready! Spears ready! Principes! Advance! Triarii! Yours to command! Principes! Triarii! Spearmen ready! Charge! Commander! Romans, ready for duty! Non lo so. Vedremo perché anche le nostre sono un po' in difficoltà. Triarii! Brave Romans to a man! Principes! Triarii! Spear infantry at your command! Melee troops awaiting orders! Triarii! Your orders? Attenzione. Principes! Melee Non lo so come potranno andare a finire, Non lo so. Ho paura che questa qua ritorni. Spearmen ready for orders! And for glory! Advance! Commander! Allora, ragazzi, tutti sul generale. Principes! E l'unica cosa da fare è andare tutti sul generale. Forward! Attenzione. Ci sono ancora tanti però. Bene, il generale se n'è andato. Ragazzi, l'abbiamo vinta. Forse. Aspettiamo. Sì, ma... cioè... mi rimangono niente di truppe.
Attenzione, parte l'inseguimento. On the guard! Ok, terminiamo la battaglia. L'abbiamo vinta, ma a che prezzo, ragazzi? A che prezzo? Un prezzo veramente esorbitante. Abbiamo fatto 891 perdite e 1700 uccisioni. Abbiamo ucciso praticamente il doppio e loro al contrario. Però, ragazzi, non va bene. Questa vittoria qua. Abbiamo ottenuto una buona. Cioè, abbiamo tenuto la difesa, abbiamo retto, però. Beh, dai, abbiamo ottenuto la maggior parte delle truppe e siamo riusciti a tenerle. No, abbiamo perso il generale. Porca miseria. Male. Male, male, male. Abbiamo perso il generale. No, abbiamo bisogno di soldi. Rilasciamo i prigionieri. Ah, male, male, male. Adesso mi ammette dentro un generale. Devo mettere uno di loro. Per forza un politico. Andiamo sempre sulla Gens Iunia. A questo punto. Andiamo su di lui. Però me devo pagare. Perché devo pagare? No, andiamo qua. Ok. Ribellione imminente. Va bene, perfetto. Va bene la ribellione qua. Va bene. Allora, ragazzi. Siamo messi male. Guardate. Non abbiamo più nulla. Qua la campagna è persa. Figuratevi. Qui la campagna è persa. Qua come sono messi? No, andiamo a riparare il porto. Qui intanto sono ritornati i nostri 12 uomini, perciò non abbiamo più bisogno di tutti questi uomini qua. Li congediamo. Ci teniamo giusto un po' di fanteria per essere al sicuro. Qua dobbiamo abbandonare. Dobbiamo abbandonare. Perché, ok, abbiamo 17 uomini, ma non si curano. Dobbiamo tornare indietro, ragazzi. È stata una bella avventura, però. Basta. No, questo lo teniamo. No, li congediamo. È stata una bella avventura, però direi che finisce qua. Sì, e dobbiamo accorpare per forza e tornare indietro il più velocemente possibile. Qua io posso fare qualcosa, no? Qui posso fare uno di questi, va bene. E uno di questi qua. Come possiamo anche congedarli. Tanto siamo in 12 dentro. Va bene.
Purtroppo non riusciamo a superare questo impasse. Veramente difficile questa modalità qua, non pensavo. Ok, qui ho la mia flotta che però... cioè, che però ha questi cavoli di pirati che vanno in giro e causano un sacco di danni. Qui stiamo iniziando a vedere l'esercito loro che arriva. Se io li attaccassi... Niente, no, non voglio onestamente fare un assedio con unità di... Ah, ecco, mi sono preso anche il malus. Ok, ragazzi, per me il gameplay finisce qua. Ho provato diplomaticamente a chiedere qualche pace, ma non c'è nulla da fare. Continueremo poi questa battaglia e speriamo di riuscire a quagliare, ragazzi, perché i due blocchi nei quali stiamo andando addosso sono veramente tosti. L'unica è Massiglia, che forse ci dà qualche soddisfazione. Vediamo se io chiedessi alleanza difensiva. No, alleanza militare no. Niente, ragazzi, siamo fermi qua. Siamo fermi qui e questo è un impasse abbastanza grave. Vedremo nel prossimo episodio se riusciremo a uscire da questa impasse. Adesso un po' di soldi li prenderemo nel prossimo episodio. Vedremo di magari formare un'altra... cioè di andare avanti con questa legione. Ne prenderemo altri 10. Adesso qua ce ne abbiamo un po'. E vedremo cosa riusciamo a fare. Dal punto di vista delle famiglie, ok, la situazione è questa. Va bene. Ok. Alla prossima, ragazzi.